Incubo, furti e rapine in casa, escalation negli ultimi giorni in tutte le province, i fatti più gravi nel Veronese, 2 colpi con vittime aggredite e picchiate forse dalla stessa banda. Tragico incidente ferroviario a Susegana, nel Trevigiano, 43enne attraversa i binari e viene travolto da un treno in corsa, nulla da fare per l'uomo. Indagini serrate dei carabinieri per risolvere il giallo di Villafranca, ossa e resti umani trovati sepolti in un campo, nessuna ipotesi esclusa. Notte di follia ad Halloween per 8 ragazzini a Noale, finiscono in ospedale dopo aver bevuto troppo, 3 di loro in coma etilico in serie condizioni. Avrebbe violentato 2 sorelle assunte come badanti, per questo a febbraio un 47enne trevigiano disabile sarà processato. Autonomia, domani a Venezia la prima convocazione della consulta veneta. Ieri sera intanto alle 20:10 il segretario regionale del PD Alessandro Bisato dice i soldi vadano alle province. Il diario di un contadino di Montebelluna con i suoi giorni da soldato della Grande Guerra ritrovato in un granaio. Le sue memorie diventano un libro. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca. È un periodo purtroppo quello nel quale ci si avvicina alle festività, nel quale l'escalation dei furti e delle rapine in casa si fa più forte. Nelle ultime settimane, negli ultimi giorni ancora di più episodi, diciamo in tutte le province del Veneto, gli episodi più gravi avvenuti nel Veronese con 2 colpi probabilmente della stessa banda e gli inquilini che hanno sorpreso i ladri in casa sono stati aggrediti e picchiati. Case isolate, residenti in casa e la violenza cieca dei malviventi, 2 colpi in abitazione quasi identici, forse la stessa banda, e vittime picchiate. Ore da incubo tra Oppeano e Palù nel Veronese, con lo spettro delle rapine in casa che ritorna in un periodo come questo, nel quale il buio domina già, di sera presto. Situazione ideale per chi vuole penetrare nelle case, che ci sia o meno qualcuno, evidentemente non importa. Ne sa qualcosa il 60enne di Cadeglioppi, bersaglio del primo raid alle 19. Si è trovato 2 uomini in casa a Cento dell'Est. Una volta scoperti per darsi alla fuga, non hanno esitato a prendere a sprangate l'uomo, che dopo essere stato anche spintonato è caduto a terra. Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri di Legnago. La vittima è stata portata al pronto soccorso per farsi medicare. Nemmeno 3 ore dopo l'allarme in una residenza di Palù. Ore 22, una coppia di ultra sessantenni che sorprendono i banditi, 2 anche in questo caso, entrati forse convinti che le persone dormissero, viste le luci spente. Invece il padrone di casa li ha affrontati ed è stato picchiato sotto gli occhi della moglie scioccata. I 2 rapinatori sono poi scappati con l'auto della vittima. Raid che non si fermano nemmeno nelle altre province. In questi giorni raffica di furti in casa e nei negozi della Marca, tra Spresiano, Villorba e la Castellana, e ieri sera a Sandona di Piave una tabaccaia è stata derubata dell'incasso che aveva messo in una borsa appena entrata in auto, finestrino sfondato dal ladro sotto gli occhi della donna e fuga con 2.500 euro. Intanto a Mestre un ladro che è stato individuato dagli agenti di polizia, volevano arrestarlo, l'uomo li ha aggrediti e picchiati. Notte movimentata tra martedì e mercoledì in via Cappuccina a Mestre, dove un cittadino di origine magrebina ha reagito furiosamente all'arrivo della polizia, scagliandosi contro 2 agenti con calci e pugni. Tanto che alla fine sono state necessarie le cure del pronto soccorso. Uno di loro ha anche riportato qualche lesione alle vertebre e per lui una prognosi di 90 giorni. Ci vorranno 3 mesi prima di tornare in servizio dopo la caduta nel tentativo di bloccare il magrebino sorpreso a rubare una bicicletta. Erano circa le 3 di notte quando un residente ha segnalato alla centrale operativa della questura la presenza dell'individuo, sui 30 anni circa, e poco dopo la volante è giunta sul posto mentre il ladro era ancora lì. Inizialmente ha tentato di scappare e, raggiunto dopo aver aggredito gli agenti, grazie ai rinforzi che si sono rivelati determinanti, è stato arrestato e portato in questura. Le accuse per lui sono di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato. L'agente, rimasto ferito più seriamente, mercoledì era ricoverato all'ospedale dell'Angelo in attesa di essere dimesso nei prossimi giorni e di osservare un lungo periodo di riposo. Ed ora nella Marca trevigiana con un tragico incidente ferroviario, un 43enne che attraversa di corsa i binari ma viene travolto dal treno.
Tragedia ieri sera alla stazione di Ponte della Priula. Un 43enne originario del Marocco è stato investito da un treno mentre si trovava vicino ai binari. L'uomo, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, aveva raggiunto la stazione per rientrare a casa a Spresiano. Probabilmente, stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, invece di utilizzare il sottopasso, avrebbe attraversato le rotaie. Cosa sia accaduto dopo dovranno ricostruirlo le indagini. Non si sa, infatti, se l'uomo stesse salendo sulla banchina o fosse oltre la linea gialla. Fatto sta che il treno lo ha travolto in pieno, trascinandolo per alcuni metri. Quando i sanitari del SUEM sono arrivati, il 43enne era ancora vivo, ma nonostante i tentativi per salvarlo, è spirato poco dopo. Nel Veronese, a Villafranca, le indagini serrate da parte dei carabinieri dopo il macabro, terribile ritrovamento martedì sera di resti umani in un terreno agricolo. L'allarme era stato dato da alcuni agricoltori che stavano completando l'aratura del terreno e che in un primo tempo avevano pensato ai resti di un animale. Quando gli agricoltori si sono resi conto che invece si trattava di resti umani, è scattata subito la segnalazione, come vediamo nelle immagini tratte dal sito del Corriere del Veneto e dell'Arena di Verona. Secondo una prima ipotesi, la sepoltura del cadavere pare di un uomo potrebbe risalire alla scorsa estate. Del corpo sono stati ritrovati soltanto il busto, un braccio e la testa. Non è escluso che il corpo sia stato fatto a pezzi durante i lavori agricoli con l'aratro. Resti che sono stati trasferiti all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Borgo Roma, dove sarà eseguita l'autopsia, a questo punto cruciale per saperne qualcosa di più. Gli investigatori per il momento ovviamente non escludono alcuna ipotesi e tra le possibilità ovviamente c'è anche quella dell'omicidio. La cronaca giudiziaria ci porta nuovamente nella Marca adesso con una storia terribile, una storia di violenze che vede come protagonista alla sbarra, perché viene rinviato a giudizio per un processo un 47enne in carrozzina, un 47enne disabile con l'accusa di aver violentato due badanti. Un'accusa pesante, quella che grava su un 40enne trevigiano diversamente abile che a febbraio andrà a processo perché avrebbe assunto due sorelle come badanti e poi le avrebbe violentate. L'uomo, costretto su una sedia a rotelle, avrebbe ingaggiato una delle due giovani proponendole un impiego come domestica per le pulizie e la preparazione dei pasti. Ben presto però le richieste dell'uomo sarebbero andate oltre, chiedendo alla ragazza di fargli dei massaggi particolari. Poi le avrebbe chiesto di spogliarsi e a quel punto sarebbero iniziate le molestie, violenze che la ragazza avrebbe sopportato per mesi sotto le minacce del 40enne. Anche la sorella sarebbe stata vittima delle stesse morbose attenzioni. Poi però le ragazze, esasperate, hanno deciso di raccontare tutto alle forze dell'ordine. Con l'attentato di New York, il furgone che ha centrato purtroppo le persone che stavano camminando, uccidendo 8 persone e ferendone altre 12 intorno, ovviamente altissima l'attenzione sul rischio terrorismo proprio in questo periodo che porta alle festività in tutto il Veneto. A Padova massima attenzione, entro gennaio barriere e piloncini a scomparsa, è stata la sorveglianza anche sulle piste ciclabili. Sono l'ultima frontiera del terrorismo in ordine di tempo. Dopo l'attentato di New York, anche Padova alza la sorveglianza su input del Ministero dell'Interno sulle piste ciclabili cittadine, da quella di via Goito del Bassanello e di via Tommaseo verso il Tribunale. Intanto entro gennaio dovrebbero essere installati fioriere e piloncini a scomparsa a protezione dei passanti in caso di attacchi con auto e camion. Il protocollo d'intesa è già stato predisposto in prefettura, mancano solo le firme per dare il via libera all'acquisto dei blocchi e i lavori di installazione nei luoghi mappati, da piazza Garibaldi a protezione dell'Iston a Corso Umberto, a via Roma e piazza Remitani. Ed ora la terribile vicenda di Chiara Zecchin, la 19enne di Veggiano, caduta dalle scale e poi morta, una tragedia. La famiglia ha però autorizzato l'espianto degli organi. I genitori della 19enne di Veggiano, Chiara Zecchin, morta cadendo dalle scale di casa martedì mattina, hanno deciso di donare i tessuti dei suoi occhi. Verrà anche eseguita l'autopsia sul corpo per capire se Chiara sia stata vittima di un malore o di un urto violento e preciso al capo che ne ha decretato la morte. Fino al giorno del funerale in chiesa a Veggiano ogni sera verrà recitato il rosario. Da venerdì a domenica, su decisione della FIPAV, sarà osservato un minuto di silenzio nei palasport padovani. Chiara Zecchin, fino a qualche anno fa, militava nel pool volley Patavium di Limena.
Ed ora torniamo a parlare delle banche, ex banche popolari, delle banche venete, perché continua ovviamente l'attività della commissione d'inchiesta a Roma. Stamane in audizione il responsabile della vigilanza di Banca Italia, Carmelo Barbagallo. Banca Italia finita più volte nell'occhio del ciclone, delle polemiche in questi mesi. Le criticità emerse per le due banche venete sono riconducibili, ha detto il responsabile della vigilanza di Banca Italia, Carmelo Barbagallo, sentito stamane, sono riconducibili all'inadeguatezza del governo societario di queste banche, in tale ambito alla autoreferenzialità del management. Secondo Barbagallo le debolezze delle banche venete si sono innestati sulla recessione, prestiti erogati con leggerezza o in conflitto di interessi hanno portato i due intermediari in prossimità al dissesto. E ancora poi sulle polemiche, Barbagallo dice è stata la vigilanza della Banca d'Italia ad aver rilevato le criticità che connotavano le due banche venete, e questo è avvenuto malgrado la indisponibilità di poteri investigativi. Ha ricordato come gli amministratori abbiano ripetutamente occultato importanti informazioni alla vigilanza di cui hanno deliberatamente disatteso le richieste, e quindi Banca Italia punta il dito contro la gestione appunto che avrebbe ostacolato proprio l'attività di vigilanza di Banca Italia. Adesso la notte di Halloween vissuta male da alcuni ragazzini a Noale, perché carichi di alcol sono finiti in ospedale in coma etilico. Hanno bevuto in maniera smodata, senza limite alcuno, ingurgitando drink e superalcolici fino a stramazzare a terra davanti all'ingresso del locale in cui avrebbero dovuto festeggiare Halloween. Ma al Night and Day di Noale non ci sono neppure entrati. 8 ragazzi del Milanese, 3 dei quali minorenni, sono finiti all'ospedale per gli effetti indesiderati provocati dall'abuso di alcol e se la sono vista brutta. Il gestore della discoteca, accortosi del loro stato di alterazione, ha fatto intervenire l'ambulanza della Croce Rossa a disposizione all'esterno del locale ad ogni evento. All'ospedale di Milano i prelievi hanno rilevato tassi alcolemici da far impallidire e risultati di 7-8 volte superiori al limite di 0,5. Il caso è stato segnalato ai carabinieri di Noale, che hanno avviato indagini. Eccessi sono stati registrati in tutto il veneziano la notte di Halloween, dove non sono mancati pure atti vandalici contro immobili e strutture sia privati che pubblici. E intanto, sempre sul fronte Halloween e sulle polemiche della tradizione o meno di Halloween, come promesso ieri in centro a Treviso c'è stata la sfilata, il corteo di coloro che si dicevano contrari ad Halloween, e quindi un richiamo alle tradizioni cattoliche della festività di Ognissanti in risposta alla festa pagana. Questo è il senso della processione, che appunto ha visto ieri protagonisti anche bambini con tuniche bianche come angioletti che hanno attraversato il centro di Treviso. A guidare il corteo il sacerdote di una confraternita cattolica tradizionalista. All'iniziativa hanno partecipato una quarantina di persone con in mano le fiaccole. La processione si è conclusa in Piazza Duomo, dove sono state distribuite caramelle, senza però il corredo degli scherzi classici della notte delle streghe. Torniamo adesso a Padova, continua la lotta alla criminalità e microcriminalità proprio in centro, degrado e violenza. Nella notte di Halloween succede anche questo, poliziotti aggrediti al Duomo. 2 nordafricani arrestati e 2 agenti di polizia feriti. È il bilancio della notte di Halloween in Piazza del Duomo, pieno centro di Padova. All'1:30 gli agenti notano movimenti sospetti in piazza, bustine e soldi che passano di mano tra un gruppo di nordafricani e alcuni giovani che si avvicinano e decidono di intervenire. Gli stranieri reagiscono lanciando bottiglie e bicchieri di vetro, perfino una bicicletta contro i poliziotti. Arrivano i rinforzi e il parapiglia continua sotto gli occhi dei padovani, ancora numerosi in piazza. In manette 2 tunisini per resistenza, mentre il presunto spacciatore, fermato in un primo momento, è poi riuscito a dileguarsi, feriti 2 poliziotti. Restiamo nel Padovano con un incidente di poco fa. I vigili del fuoco sono intervenuti a Pernumia per soccorrere un agricoltore finito con il trattore in un fossato, un 77enne di Mosselice che stava percorrendo la via quando probabilmente per un malore ha prima tamponato un'auto che precedeva il mezzo agricolo per poi finire nel canale di fianco alla strada. La squadra dei vigili del fuoco di Abano ha messo in sicurezza il trattore, ha aiutato il personale del 118 ad estrarre l'uomo dall'abitacolo del mezzo agricolo. È stato stabilizzato il ferito e portato ovviamente in ospedale. La polizia stradale di Padova ha eseguito i rilievi dell'incidente.
Adesso torniamo a parlare di autonomia. Domani a Venezia c'è la prima convocazione della consulta per l'autonomia del Veneto, i 34 soggetti individuati dal governatore Luca Zaia per accompagnare, per affiancare i giuristi nel negoziato a Roma. Intanto ieri sera di autonomia, anche di autonomia, si è parlato a 20:10 con il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisatto, che dice chiedere autonomia su 23 materie non significa non ottenere nulla, e dice anche che i finanziamenti devono passare ai territori e non alle regioni, quindi il ruolo centrale dovrebbero averlo le province. Allora sentiamo le parole di Bisatto ieri sera a 20:10. Per la proposta che veniva fatta all'opinione pubblica, obiettivamente nel passare di giorno in giorno diventava sempre più difficile sostenere la linea del sì. Attenzione, spiego bene, da un punto di vista mediatico, perché il rimbalzo più elettorale che si cercava di farne da parte in particolare del governatore, io l'ho detto anche in altri momenti, ha nuociuto alla causa. Nel senso che noi partivamo da una considerazione certa, che era l'applicazione di un articolo della Costituzione, e noi a quello ci rifacciamo ancora. È nell'alveo del nostro sentire comune come centrosinistra, l'abbiamo incardinato in Costituzione noi, poi sopra ci abbiamo messo 3 strati di propaganda. Allora è chiaro che se io ci aggiungo che voglio riferirmi a una regione a statuto speciale, che voglio trattenere i 9 decimi del residuo fiscale, allora quello che non appartiene al quesito, che non appartiene alla possibilità di ottenere maggiori gestioni di materie amministrative, esci dall'alveo e ti porta ad avere un'alzata di scudi da parte di chi non rimane solo agli slogan ma vuole andare in profondità. Del Rio non è che ha svuotato in sé la provincia, ha detto su 4 funzioni dovete decidere voi, non sono più elettive ma poi diventano veramente la casa dei comuni, perché dentro lì ci sono gli eletti nei comuni di secondo livello che possono prendere veramente quelle politiche di sistema sui trasporti pubblici, sulla mobilità. Se non si prendono lì, continueremo ognuno a raffazzonarci nel nostro piccolo fazzoletto, ad avere una regione che non coordina e che segue un vento. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Per un anno è stato fianco a fianco di Virginia Raggi nella giunta più problematica probabilmente d'Italia, quella di Roma, per i tanti problemi da risolvere. In giunta come assessore, finito il suo compito, rientrato a Treviso, ecco come l'imprenditore Massimo Colomban, l'imprenditore trevigiano Massimo Colomban, racconta questa esperienza. Roma Capitale è, diciamo, l'amplificazione dei difetti dello Stato centrale. Quindi prima di tutto c'è un ginepraio di leggi inestricabili. Dopo un anno a Roma come assessore alle partecipate, Massimo Colomban tira le fila della sua esperienza nella capitale. Un sistema difficile da cambiare, ammette l'imprenditore, che però poi riconosce quelle che sono le difficoltà amministrative in termini di risorse a disposizione. La capitale è anche vero che ha metà risorse di Milano e quindi stiamo criticando Roma perché ha accumulato 15 miliardi di deficit, ma in realtà li ha accumulati perché ha risorse che sono la metà di Milano, quindi è un po' difficile avere strade senza buchi se non si hanno risorse adeguate. Un'analisi puntuale che arriva dopo l'esperienza maturata nella difficile impresa di ridurre le partecipate passate da 31 a 11. Trasferire a Roma l'efficienza riconosciuta in altre regioni come il Veneto, secondo Colomban, è un'impresa difficile. Creare efficienza come è nel nord Italia, in Roma o nel sud Italia, credo la vedo un'opera mastodontica, poiché ci sono le leggi e c'è un sindacato talmente radicalizzato che è quasi impossibile mettere mano all'efficienza all'interno delle aziende.
Allora una storia davvero singolare, una storia da film, mancava solo il fatidico sì, ma a pochi minuti dalla cerimonia la sposa si è data alla fuga, proprio come nel celebre film Se scappi ti sposo, protagonisti Richard Gere e Julia Roberts, che vediamo nelle immagini, una 26enne padovana all'ultimo secondo ha cambiato idea scegliendo di non sposare un operaio marocchino 39enne con il quale conviveva da 1 anno e mezzo. È accaduto sabato alle 11 a Legnago, in provincia di Verona. Era tutto pronto, anche il consigliere comunale vestito dalla fascia per celebrare l'unione, persino pranzo, festa e anche gli scherzi degli amici, ma quel ritardo sospetto della ragazza ha iniziato a far innervosire i presenti. Prima un misterioso malessere, poi un'ora dopo l'appuntamento previsto la comunicazione niente matrimonio. La 26enne, che intanto si è scoperto avere una relazione con un altro uomo, come avrebbe confessato la sorella, aveva cambiato evidentemente idea. Adesso vi ricordo che se avete disservizi, segnalazioni da fare a noi di Antena 3, lo potete fare come sempre in 3 modalità, lo dico ad antenna, con redazione@antena3.it, scrivendo una mail, oppure 0422 023 08 98 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Andiamo a Montebelluna adesso e parliamo di Grande Guerra. Perché? Perché c'è stato un ritrovamento davvero straordinario, quasi per caso, in un granaio di Montebelluna, i quaderni di un contadino che aveva fatto la Grande Guerra e che aveva vergato in questi quaderni la sua esperienza di soldato, quaderni ritrovati e che ora sono diventati un libro. Venne il giorno angustioso, l'addio commuoveva l'addio. A Treviso accoglieva entro le sue storiche mura centinaia di mariti, di padri di famiglia, almeno la maggior parte erano tali, installati nelle adiacenze di San Francesco. È uno dei primi passi della guerra di Primo Sartor, classe 1885, contadino di Busta, che ha fissato in questi quaderni la sua guerra, combattuta giusto un secolo fa. Pagine che hanno riposato per 100 anni. Erano nel granaio, quando andavo in inverno a aiutare il papà con le pannocchie così, c'era una cassetta di legno e là erano custoditi questi quaderni. Un vero e proprio tesoro, frutto di coincidenze, la volontà di non dimenticare e la capacità di leggere e scrivere non usuale tra i ceti contadini di inizio secolo. C'è quasi un timore reverenziale nel sfogliare queste carte fragili e ingiallite, dove la bella calligrafia, con pochissime cancellature, racconta tutta la Grande Guerra di Primo. Non esiste nella zona montebellunese, a quanto so io, uno scritto di natura popolare come quella di un fante contadino come Primo Sartor. Quindi in questo senso è un ritrovamento importante, è una pubblicazione importante perché ci trasmette una modalità di rappresentazione della guerra vissuta dal fante contadino con i suoi principi, con le sue idealità, con i suoi valori e con il suo modo di affrontare la guerra. Lucio De Bortoli ha raccolto questi 4 quaderni di 130 pagine l'uno e pagina per pagina li ha trasformati in un libro edito dall'Istresco. Pagine da leggere per sentire nelle parole la guerra degli umili. Ci insegna che molti di loro l'hanno fatto per spirito d'obbedienza, per spirito patriottico, ma anche e soprattutto perché gli toccava farlo, in questo senso, no? La mentalità contadina è una mentalità molto fatalistica in questo senso e quindi accettare la guerra era come accettare il fatto che a un certo punto potesse grandinare. Si fa anche questo. Un libro che verrà presentato ai veneti partendo dai montebellunesi di Busta. L'argomento è importante soprattutto come lezione per le nuove generazioni, perché entrare a contatto con una persona che ha vissuto personalmente i momenti della Prima Guerra Mondiale penso che sia importante. Una lezione che Primo Sartor ha lasciato per tutti. È l'epopea di un umile che conferma la tesi di Antonio Gibelli, che ha scritto un libro straordinario, La Grande Guerra degli Italiani, ovvero sia che gli strati popolari hanno scoperto di far parte di un'unica nazione nelle trincee fra il 15 e il 18. Si sono sentiti fratelli nel dolore, gli italiani provenienti dalle varie regioni del nostro paese, però hanno avuto timore di uno Stato che li mandava a morire come mosche. Una notizia importante per tutti voi telespettatori che volete restare connessi con la nostra informazione H24. Antena 3 ha una nuova applicazione per i telefonini e i tablet di ultima generazione. Tutta Antena 3 a portata di click, dallo streaming in diretta
alle nostre produzioni e ai servizi di tutti i telegiornali. Basta scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3, Antenna 3 staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere i file dei servizi TG o degli approfondimenti. Da 20:10, la voce del mattino, ore 13, è tutto a vostra disposizione e quindi basta un clic sul telefonino. Siamo in chiusura e vi ricordo però le notizie sulla programmazione, gli appuntamenti della programmazione a partire da ore 13, fra pochissimo, un tema caldissimo, importante, in pensione a 67 anni. È troppo, in studio a parlarne Paolino Barbiero, segretario SPI-CGIL pensionati di Treviso, Lorenzo Zanatta, SPI-CGIL pensionati, e Luisa Dallabrollo, sempre della SPI-CGIL pensionati. Questa sera, 20:10, una firma importante del giornalismo e non solo, a parlare di autonomia ma anche di legge elettorale, ospite Ernesto Galli della Loggia, docente di storia contemporanea ed editorialista del Corriere della Sera. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi, ancora tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ancora una giornata all'insegna del tempo asciutto e anche con ampio soleggiamento, anche se sarà presente una diffusa e parziale nuvolosità, consuete locali nebbie mattutine, poi sulle pianure centro-orientali, poi in parziale dissolvimento. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime saranno previste tra gli 11 e i 15 gradi, valori minimi attesi tra 5 e 8 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, maggiore nuvolosità su Pordenonese e anche sul Triestino, ma qualche nube anche sul Goriziano, dove sarà possibile anche una locale copertura del cielo, ma non sono attese piogge. Temperature massime tra i 12 e i 15 gradi, valori minimi tra 8 e 10 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, nubi sparse un po' ovunque, anche con qualche addensamento sui rilievi, ma tempo asciutto e ampiamente soleggiato. Le temperature massime risultano essere pressoché invariate, previste tra i 16 e i 20 gradi, valori minimi tra 3 e 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da sud-ovest. Dal nostro meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.